Davide Muscau, centrocampista del CUS Cagliari. Ciao Davide. Buonasera. Quanto sei alto? 1,90. Ecco, io sono 1,60, quindi devo scendere da qua, dalla punta dei piedi. Senti, allora, ci prepariamo, vi preparate a quella che è la sfida contro il Tertenia, squadra complicata, un po' come è effettivamente la vostra stagione. Sì, diciamo che la nostra stagione è una stagione difficile, è iniziata bene, abbiamo iniziato con delle vittorie e diverse prestazioni anche di alto livello, poi diciamo che a lungo andare è emerso anche il livello di questo campionato, che diciamo questo format a 18 squadre della prima categoria ha dato un livello abbastanza alto quest'anno. Ci sono squadre molto organizzate, molto esperte, anche se magari molte squadre non sono a livello tecnico, magari come noi che siamo una squadra molto tecnica, giochiamo bene la palla, però hanno magari delle caratteristiche diverse. Cioè ci sono squadre come magari molte squadre ogliastrine che hanno dal primo al 90° la bava alla bocca, hanno grinta, hanno cuore, e molto spesso questo fa la differenza in questa categoria. Poi noi chiaramente alla fine l'obiettivo era quello di una salvezza tranquilla, diciamo non è molto tranquilla, però cerchiamo di arrivarci anche in questo modo. Comunque noi ci siamo e stiamo combattendo domenica dopo domenica, uniti, allenatore, società, giocatori, siamo uniti, siamo un gruppo di ragazzi giovani che hanno voglia di giocare a pallone, voglia di salvare questa squadra, e poi soprattutto è in questi momenti di difficoltà che si vedono gli uomini e i giocatori, cioè è adesso che dobbiamo avere gli stimoli per andare avanti. Quando va tutto bene è anche, diciamo, è troppo facile. Da queste situazioni si cresce e si impara molto. Senti, cosa è mancato secondo te in alcune partite? Un po' nei commenti che abbiamo fatto con Claudio, insomma con Andrea Vargiu, è mancata forse un po' di cattiveria, c'è stata un po' di paura negli ultimi minuti di perdere o pareggiare le gare? Sì, quello che è mancato forse, come dici tu, è la cattiveria. Magari in altre circostanze si è sentita la nostra, diciamo, giovane età, magari un po' l'esperienza, a volte anche un po' di sfortuna. Il calcio è questo. Sono tutte componenti che devono unirsi per poi far sì che si vincano le partite. A volte magari una partita va storta, a volte una partita magari abbiamo sbagliato l'approccio, però comunque in altre partite abbiamo dimostrato di essere a livello anche delle prime di questo campionato, come con il carattere, insomma, con gli stimoli. Prima di fare un lancio sulla gara di domenica, raccontami l'esperienza di CNU. Hai fatto l'assist, se non sbaglio, per il tuo compagno, che tra l'altro è compagno a Versano, che è compagno anche al CUS Cagliari. Quanto è importante confrontarsi con altri giocatori di altre squadre, anche di categorie superiori? Tu hai giocato in promozione, in eccellenza, quindi comunque hai l'esperienza per dimostrarla sul campo, ma i CNU cosa sono? Allora, per me il campionato nazionale universitario è un'opportunità, comunque, perché ci troviamo ad affrontare giocatori di tutta l'Italia, quindi chiaramente l'esperienza è stata un'esperienza che, cioè, devo ringraziare la società, perché è l'allenatore che mi ha convocato, perché è un'esperienza che rimarrà sempre nel mio, diciamo, bagaglio, nella mia esperienza. E in più è andata anche bene a livello, diciamo, del risultato, abbiamo vinto, ho dato il mio contributo. Chiaro che non abbiamo ancora fatto niente, cioè quello che abbiamo visto anche nel calcio, anche in queste partite ultimamente, che i risultati puoi andare a vincere 1-0 lì, però poi qua il 3 aprile c'è da giocare 90 minuti per poi andare a qualificarci per il campionato vero e proprio, per le fasi finali che saranno all'Aquila una settimana a maggio. Quindi dai, siamo positivi perché abbiamo dimostrato di essere una squadra comunque forte, sono giocatori veramente bravi in squadra, nella nostra squadra. Allora guarda, io mi sposto vieni verso il centro, guarda la telecamera lì e invita le persone a venire qua allo Stadio CUS domenica alle ore 15 per la sfida contro il Tertenia. Vai, hai 30 secondi, anche meno. Io vi faccio il mio invito a venire a vederci e a sostenerci domenica col Tertenia, perché è una partita fondamentale e abbiamo bisogno di voi. Domenica 17 marzo, non domenica, un'altra domenica. Grazie mille, 17, 27 erano 10 giorni. Grazie mille Davide Muscau, a presto. Grazie a voi.